La linea è tracciata, dall'incontro tra governo e regioni è uscita l'indicazione che il Veneto chiedeva da tempo: aprire tutte le attività possibili il 18 maggio, ferme restando le indicazioni del Comitato Medico Scientifico che il governatore Luca Zaia vuole rispettare alla lettera. Premesso che non si scherza perché stiamo parlando di un virus, premesso tutto questo e premesso che ci vuole un grande senso di responsabilità da parte di tutti noi, la nostra idea è quella che da lunedì, se ci saranno i presupposti, e lo vedremo nelle prossime ore, di provvedere all'apertura di tutto quello che si può aprire. E allora via libera, si spera, ai servizi alla persona, parrucchieri, barbieri, estetisti e tutto il mondo del turismo. Sto parlando di attività commerciali, i negozi per capirci, sto parlando di centri sportivi, palestre, piscine. Anche qui calma un attimo che devo vedere le carte. Se le carte vanno in questa mi lasciano lo spazio, io le apro. Verso il Premier Conte dal Veneto parte una richiesta forte: regole certe, con linee guida semplici ma precise, parliamo pur sempre di luoghi di lavoro. E poi il Veneto deve affrontare la questione degli spostamenti tra regioni. Il ministro Boccia ha chiesto un paio di settimane di riflessione. Ci potrebbe essere l'accordo per le province limitrofe che stanno in regioni diverse. Con Trento invece la soluzione è già stata trovata.